Eccoci qua, eccoci qua. Allora, Ermanno, e Johnny prese il fucile. Sì. È un film scritto e diretto da Donald Trumbo. Trumbo, non Trump, Trambo. Trumbo. Trambo. Sì, no, bisogna stare attenti effettivamente. Questo sceneggiatore hollywoodiano abbiamo visto prima, però poi arriva anche alla regia, non solo... Sì, quando passa l'epoca del maccartismo, quindi siamo già negli anni 70, e quindi lui introduce un argomento, ma aveva già scritto un libro su questo, prende il libro e lo trasforma in film. E cosa racconta, Tullio? Racconta la storia di un soldato, di un militare che rimane viene raccolto sul campo di battaglia e deve essere operato e naturalmente perde le gambe, perde le braccia, ma perde anche una parte della faccia, quindi non è in grado di parlare, non è in grado di mangiare e non è in grado di comunicare. Però tutto il film sta in piedi sul pensiero i pensieri che lui fa nei confronti dell'ambiente, ed è soprattutto un film contro la guerra. Certo. Perché poi vedremo alla fine di questo contributo che vi facciamo vedere, che è un po' difficile da capire, però ci vuole uno sforzo un attimo, perché non si vede le premesse e poi la conclusione. È interessante perché anche qui c'è il rapporto tra questo uomo e l'infermiera. E l'infermiera, certo. E darei inizio al contributo. Certo. La fine del mio braccio è più in alto, è alta come la mia spalla. Mi avete tagliato il braccio! I tessuti compaiono. Il mio braccio! Togliete il resto. Perché mi hai fatto una Poi cosa ripulite la ferita. Io voglio il mio braccio! Devo lavorare col mio braccio. Oh, no! Anche l'altro braccio, no! No, vi prego, no! Mi avete già tolto un braccio! Mi raccomando, deve essere messo nella stanza più riparata che ci sia, per il suo bene. Aiuto! Aiuto! Non lasciate che mi taglino le gambe. Non lasciate che mi portino via anche le gambe. Le tue mascelle. Prova a muovere le tue mascelle. Non ce l'hai più. La lingua. Cerca di muoverla all'interno dei denti, come quando cercavi di togliere i grani delle fragole. Non ho neanche la lingua. E non ho neanche i denti per sentire. Niente occhi. Non ho più gli occhi. Né una bocca, né i denti, né la lingua, né il naso. Non ho niente. Tutta la mia faccia è un buco. Oh Dio mio, sono io e sono vivo. Non può essere, non sono io. Io non posso vivere così. Io non posso. Per piacere, no. Mamma, dove sei? Aiutami, mamma. È un incubo. Io non riesco a svegliarmi. Se non mi sveglio continuerò a stare così per anni. Per favore, cercate di capire quello che sto facendo. Sentitemi. Lei mi ha sentito. È andata a cercare qualcuno. Alfabeto Morse. E cosa dice? SOS. Aiuto. Stanno facendo qualcosa. Che? Cosa vuole? Portatemi fuori. Bene. Cosa potevamo aspettarci? Ripete continuamente, uccidetemi. Gli dica che faremo di tutto per rendere meno penosa la sua situazione, ma che per il momento ha bisogno di riposo. Si faccia dire il suo nome. Non risponde, signore. Ripete solo, uccidetemi, uccidetemi, uccidetemi. Potrebbe almeno dirgli di avere fede in Dio, non trova? Pregherò per lui per il resto della mia vita, ma non rischio di mettere a dura prova la sua fede con le sue stupidaggini. Ma lo sa che lei è proprio un bel tipo, padre. Questo è il risultato della sua professione, non della mia. E ora andiamo. Gli dia un sedativo, infermiera. Se ne vanno via. Perché?
Perché non la finiscono con me e mi uccidono? Tu sei ancora qui. Terribile. Prego. È uno strazio, non me lo ricordavo bene, ma come ho cominciato a vedere le immagini l'ho rivisto tutto. Un film straziante, come dice lei, un inno alla pace, è una condanna totale dei disastri, delle violenze della guerra. È significativo che anche qua non è tanto il ruolo dell'infermiera, è l'empatia che è tipica, non di tutte, ma della donna. L'empatia, il capire con la sensibilità, l'intuire, avere questa capacità di intuizione che forse all'uomo, per la storia che l'essere maschile ha, è un po', diciamo, ostacolata. La donna ce l'ha molto più pregnante e presente, per ovviamente il ruolo biologico che ha la donna, che è quello di madre. C'è questa maternità, anche in questo spezzone. Vedi l'infermiera che si raccoglie, che è, come dire, disastrata, e però aiuta, entra in empatia, è capace di sollievo. E ci sarà anche un rapporto limitato, ma un rapporto d'amore tra i due, e che sarà interpretato in maniera eccezionale. Dall'infermiera. Jacopo Biasin, cosa dice questo personaggio? No, oggi, cosa ci racconta? Di cos'era 100 anni fa l'Europa? Oggi è impensabile che, speriamo di non ricadere in questo abisso. Certo. Allora, la prima riflessione che mi viene da fare è che mi spiego, vedendo questo estratto del film, come mai non sia giunto e non venga fatto circolare nelle principali televisioni, e me lo spiego dal fatto che è un film molto duro, per cui difficilmente commercializzabile certo, da un punto di vista economico, esatto, dice, non è... nelle televisioni generaliste. La seconda considerazione, oltre, diciamo, all'aspetto legato, come diceva anche la collega Zanetti, circa alla donna, che anche in questo film segue un po' i soliti cliché, diciamo, per certi versi, legati appunto al suo ruolo di soggetto che accoglie, soggetto più empatico rispetto all'uomo, mentre invece, secondo me, l'aspetto che mi ha colto maggiormente di questo estratto riguarda la contrapposizione tra il parroco, il cappellano e il generale, quando a un certo punto il cappellano gli dice: guardate che se lui è in questa condizione pietosa non è certo per le mie colpe, ma per le colpe della guerra, e quindi di fatto di chi fa la guerra. E quindi è sicuramente un film che è uno spot appunto alla causa pacifista. Questo film anticipa un'altra problematica, che è l'eutanasia. Sì. Lo lasciamo vivere questo uomo, questo pezzo di uomo, il sopravvissuto, oppure lo accompagniamo dolcemente. Ecco, questo è anche perché lui insiste nel dire certo, uccidetemi. Certo. Quindi a un certo momento riescono a sentire che dice questa cosa. Qua si apre un capitolo enorme sull'eutanasia. Lui aveva chiesto, adesso questo spezzone non c'è, non abbiamo fatto vedere, ma lui chiede di uscire e far sì che la gente lo potesse vedere. In modo tale che sia una lezione su cosa vuol dire la bastardaggine della guerra. Quando capisce che questo non sarà, uccidetemi, dice uccidetemi. È un atto di pietà. Sarebbe stato un atto di pietà, e come ha detto giustamente il collega, è il generale, no? Perché ci sono tanti film di guerra sulla prima guerra mondiale. Mi ricordo Uomini contro di Francesco Rosi, in cui c'è sempre il personaggio dell'alto grado militare, che è sempre molto negativo, e non perché si voglia, come dire, standardizzare qualcosa,
perché anche tra i militari c'è gente che è capace di empatia, capace, vediamo le nostre missioni per esempio in giro per il mondo, in Libano eccetera, la funzione dell'esercito non è quello di offesa ma è quello di difesa della popolazione, di siamo aiuto. Siamo in un'altra epoca. E siamo completamente, io sto facendo un po' di salti. Era impensabile che un generale in qualche maniera andasse in Libano a salvare la gente a quell'epoca. Non c'è dubbio, quindi, non c'è dubbio. Pochi anni prima, nel 854, c'era stata una guerra di Crimea che non aveva nessun senso, però c'era stata, è stato un sacrificio solo di italiani. Perché Cavour doveva presentarsi al tavolo della pace. La guerra di Crimea, noi abbiamo... E all'epoca si vendevano i soldati. Sì. Noi abbiamo mandato i bersaglieri in Crimea perché Cavour aveva bisogno di, come dire, relazionarsi diplomaticamente con la Gran Bretagna, aiutando la Gran Bretagna e avendo un posto all'interno delle potenze europee per poi arrivare al Regno d'Italia. Vabbè, adesso sto facendo un po' di excursus storico, ma è così la cosa in realtà. Certo. Io, se posso dire, credo che il professor Charsen abbia colto un aspetto che, ad esempio, a me era sfuggito, che però è molto pregnante, ed è la potente modernità del film legata proprio alla vicenda dell'eutanasia e del suicidio assistito. E anche qui si pone, diciamo, in un'alternativa, diciamo, in una contrapposizione tra la figura dello Stato rappresentata appunto dal generale, che fondamentalmente dice teniamolo in vita anche se sta in condizioni pietose, e invece in questo caso magari può sembrarci strano in questi anni in cui spesso è stata la Chiesa ad assumere posizioni, diciamo, più conservative, c'è la figura del cappellano che invece sembra diciamo, orientarsi verso una maggiore carità e comprensione della situazione in cui stava l'individuo. Sì, questo è un altro argomento che è giusto che lei ha sottolineato, perché mentre nella Prima Guerra Mondiale il Vaticano si era astenuto da prendere posizione sia nei confronti dell'Austria, dell'Italia, eccetera, era fuori, diciamo, si è astenuto. Nella Seconda Guerra Mondiale la partecipazione del Vaticano nelle guerre poi africane e successivamente nella Prima Guerra Mondiale non è stata così indifferente, ebbe un peso e poi sappiamo come andò a finire. Abbiamo un altro contributo e restiamo sempre nell'ambito della guerra e sempre nell'ambito di una figura che è stata perseguitata dal maccartismo, come questo regista, anche Madre Coraggio, quindi Brecht. Vediamo di Bertolt Brecht, vediamo un frammento. Un frammento dell'opera. Katrin aveva paura della guerra. Sognava di notte le battaglie, i colpi di cannone, le urla disperate delle donne stuprate dai soldati, il pianto dei bambini. Chissà, forse lei già vive in un altro mondo, che ne sappiamo noi. Noi siamo diventati dei pezzi di legno, non sentiamo più niente. Il cuore si è indurito, le menti si sono offuscate, l'anima se n'è volata via, confusa col fumo degli spari. L'attrice chi è? Non riesco a ricordarmi il nome, mi pare un'attrice napoletana, ma non mi ricordo. Bello, molto di grande respiro. La parte finale. E sottolineiamo che tutte le guerre, dall'antichità ad oggi, sono merito degli uomini. Allora, adesso presentiamo un libro di Lily Gruber, che ce l'ha col testosterone dei maschi, che è quell'ormone che li fa incazzare spesso e li rende anche gelosi.
Allora, Riri Gruber, il potere delle donne contro la politica del testosterone, basta, ecco, se la regia vuole inquadrarlo, perché è interessante. Riri Gruber è una persona decisamente matura e capace anche di esprimere idee innovative. Ma anche idee forti, cioè è una delle poche giornaliste o dei pochi giornalisti che si dichiarano femministi. E intendendo con questo termine tutto il contenuto storico e culturale della cosa, dice basta. Allora uno dice: ma come? Ma ancora a livello di basta? Certo, in questo paese, in questa nostra Italia, rispetto alla condizione delle donne, siamo ancora in un terreno in cui si dice basta, cioè non è più possibile andare avanti così. E invece, e la Gruber dimostra con una serie di dati del suo libro, che è un ottimo lavoro giornalistico, ma anche, come dire, di presa di coscienza, che adesso siamo tutti nell'emergenza Covid, ma ripeto, le prime vittime di questa emergenza Covid saranno le donne. Questo è un destino, perché quando la società chiama, le donne in qualche modo devono rispondere. Quando una carriera non è più prestigiosa, allora si vede che la partecipazione femminile è alta. Cioè, quello che le donne fanno è tenuto in considerazione, ma ripeto, c'è questo difetto ab origine che è quello del doppio lavoro. E qua parliamo, ecco, adesso fate vedere Bergoglio nelle immagini, adesso mi lo pare. Ascoltiamo anche. Sì, e la Chiesa qua, soprattutto in Italia, ha avuto un ruolo decisivo nel mantenere le donne, no, nella dimensione della casa, nella educazione della maternità e della maternità, che va benissimo ovviamente, ma che questo non deve fare in modo di stroncare le capacità, le volontà e i desideri dell'essere umano femminile, quella che non ha il testosterone in questo caso. Volevo aggiungere una cosa rispetto a quanto è già stato detto giustamente dalla collega Zanetti. Ad esempio, questa settimana è uscito il report della Caritas e va proprio a spiegare quello che dice bene, che ha detto bene la Zanetti, ossia che la figura, l'ideal tipo, diciamo, del nuovo povero è in realtà la donna quarantenne con 2 figli. Questo perché la pandemia, è vero che l'abbiamo subita tutti, ma va ad aggravare delle condizioni che erano già gravi. Che sono già difficili. Nel caso della donna di 40 anni significa che viene la pandemia segue e si somma a 10 anni di precariato, quindi 10 anni di un lavoro discontinuo, di una remunerazione inferiore e anche di prospettive lavorative molto diverse, perché l'ultimo aspetto toccato dalla collega Zanetti era appunto che, se andiamo a vedere, la percentuale di donne occupate, l'occupazione femminile cresce laddove c'è, come dire, un livello inferiore di considerazione sociale. E questo ovviamente incide anche sulla remunerazione e sulla continuità lavorativa. Certo. Ecco, allora chiudiamo. Sì, volevamo chiudere. Allora, adesso sentiamo cosa dice il Papa, ce l'abbiamo anche nel titolo, la partecipazione femminile nella Chiesa. Allora lo ascoltiamo cosa ha detto, dopo facciamo un veloce commento a queste parole. Vorrei ricordare l'intenzione di preghiera che ho proposto per questo mese di ottobre. E dice così: preghiamo perché i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa. Perché nessuno di noi è stato battezzato prete né vescovo. Siamo stati tutti battezzati come laici. Laici e laiche sono protagonisti della Chiesa. Oggi c'è bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa e di una presenza laica, si intende, ma sottolineando l'aspetto femminile, perché in genere le donne vengono messe da parte.
Dobbiamo promuovere l'integrazione delle donne nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti. Preghiamo affinché, in virtù del battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità nella Chiesa, senza cadere nei clericalismi che annullano il carisma laicale e anche rovinano la faccia della Santa Madre Chiesa. Ecco, allora... Io ho una posizione, io per esempio vado giù di brutto. L'ultima enciclica del Papa si chiama Fratelli. Ecco, se avesse scritto fratelli e sorelle sarebbe stato molto meglio, ma non per una questione nominalistica, proprio di contenuto. Allora, Papa Bergoglio è uno che sta facendo molto per la riforma della Chiesa, secondo me bene, perché è una riforma di tipo inclusivo, aperto, però comunque sul discorso delle donne la Chiesa Cattolica è ancora tanto in ritardo, perché voi vedete che lui si appella al laicato femminile, non parla di sacerdozio, ben lungi da lui, è un gesuita argentino, papa di grande carisma che io riconosco, ma dico che la Chiesa Cattolica è ancora molto indietro nei confronti del capire la condizione femminile e capire come tutta la società che non è che si parli di qualcosa di secondario. Il ruolo delle donne, se vogliamo una società sana anche dal punto di vista economico, visto che parlavamo di capitalismo e che siamo all'interno di questa società, è dimostrato che più stanno bene le donne dal punto di vista lavorativo, economico e professionale e più la società ne guadagna. Quindi dovremmo partire non da un discorso di sogno, no, o di ideale, non è un discorso ideale, è un discorso concreto. Dove la società funziona è perché le donne sono al centro o comunque non sono impari. Ecco. Certo, Biasini, allora che cosa dice il Papa? Le considerazioni che l'intervento del Papa mi stimolano sono due. La prima riguarda il fatto che quando un'organizzazione, diciamo, complessa come quella della Chiesa, articolata e molto strutturata, decide di aprirsi all'esterno, significa che le risorse interne iniziano a scarseggiare, per cui probabilmente parte anche, diciamo, queste affermazioni partono anche da considerazioni appunto relative al fatto che un'organizzazione, una comunità, soprattutto una comunità appunto, come dicevo, strutturata, molto strutturata e per certi versi anche molto chiusa e molto gerarchizzata, quando si apre lo fa perché iniziano appunto a mancare diciamo, le risorse interne. Evidentemente la tendenza dei seminari a svuotarsi, certo, la frequenza delle chiese e delle messe ad essere meno frequentate porta a fare anche queste riflessioni. La seconda considerazione riguarda il fatto che stiamo attenti a dare per scontato, come dire, che un'apertura a voce poi come dire, segue nei fatti, nel senso che ovviamente il Papa è una figura religiosa, però è anche, come dire, un politico di fatto, e per cui le sue aperture andranno valutate nella concretezza. Teniamo presente che come dire, la Chiesa si rinnova non con i tempi che abbiamo noi o con i tempi della comunicazione, ma si rinnova con processi molto lunghi, perché è una delle organizzazioni più complesse che siano mai esistite nella storia dell'umanità. Ma questo è un problema molto importante, perché la Chiesa espelle la figura femminile definitivamente dal contesto ecclesiastico con la riforma gregoriana. E la riforma gregoriana, parliamo di 905 anni fa, quando viene fatta da Gregorio VII, è una riforma dove proibisce ai sacerdoti il matrimonio. Certo. E perseguita le donne che facevano parte della famiglia del sacerdotale. Quindi, e da lì poi sono nati i laici, poi sono nati i clerici, eccetera. Questa cosa ancora la
La subiamo, la sentiamo. La subiamo ancora e il Vaticano è bloccato in questo. Deve prendere il coraggio di uscire fuori e entrare, come dicevi tu, nel contesto della Chiesa, la parità di importanza, di funzione delle donne nel contesto del mondo ecclesiastico, ma soprattutto del cristianesimo. Certo. Visto che Maria è una delle figure più importanti che oggi vengono proposte. Certamente. Certo. Bene, allora ci fermiamo qui. Sulle donne ci torneremo comunque, perché noi insomma, proseguiremo questo nostro viaggio all'interno del mondo femminile, nelle varie epoche, per le varie tematiche. Grazie al dottor Jacopo Biasin, sociologo, per essere stato con noi, grazie ad Anna Maria Zanetti, storica delle donne del Comitato Lina Merlin, per la vostra partecipazione. Adesso andiamo in pubblicità e poi chiudiamo la nostra serata parlando del Covid, di questa situazione che sembra stia sfuggendo di mano. Ne parleremo con medici ospedalieri, ne parleremo col medico di base e anche con gli amministratori locali per capire qual è la situazione e come si riesce a gestire, visto che poi le decisioni di Roma ricadono sul territorio, bisogna decidere. Ma non è che ricadano, ci sono delle decisioni che vanno rispettate e questa non va sottovalutata, questa pandemia che è stata e non deve essere politicizzata. La pandemia non deve essere politicizzata perché fanno solo danno questi contrasti, eccetera. Allora, abbiamo visto nella puntata, in questa trasmissione, il maccartismo, quando Stati Uniti e Unione Sovietica, due cose completamente opposte, si alleano per abbattere il sistema nazista. La stessa cosa deve essere fatta in questo momento per combattere la pandemia. Dopodiché, una volta sconfitta la guerra, diciamo, la battaglia politica tra le varie forze, che venga pure e che sia abbondante, però in questo momento è solo nociva. Bene, ci fermiamo qui, grazie ai telespettatori, a tra poco.